A Soligon la parola. Spegniamo le luci. Grazie a Massimo e grazie a voi di essere tornati qua e di non essere andati sulle giostre di Ci andate dopo, magari ci vengo anch'io. Allora, è la seconda ed ultima serata e siccome sono ancora in vena di allegria anche questa sera, parliamo delle malattie e di come Venezia le ha fronteggiate. Un brevissimo riassunto della chiacchierata di venerdì scorso a beneficio di chi magari non c'era. E questo bellissimo dipinto lo chiamo il quadretto d'Urbans perché era sul dentifricio d'Urbans quando io ero ragazzo. Questo bellissimo quadretto di Pietro Longhi ci mostra categorie molto diffuse in Venezia e benestanti, quella degli spizieri, dei farmacisti e quella dei medici fisici che qua vedete ben imparuccato mentre scrive la ricetta, perché il medico fisico, lo abbiamo detto, faceva le diagnosi ma non ti toccava. Erano tutti laureati a Padova, tutti iscritti al Rottolo con 2 T, perché sapete che a Venezia le doppie andavano e venivano a seconda delle ombre bevute, iscritti al Rottolo, che era l'albo professionale, ed erano tenuti a corsi biennali di aggiornamento nel teatro anatomico. Chi metteva le mani sui malati era il cerusico, il chirurgo, che adesso sembra il massimo, ma che allora era considerato manovalanza, poteva farvi anche i capelli volendo. Il chirurgo vi faceva il clistere, le purghe, il salasso, eccolo qua, e insomma era l'unico che si sporcava le mani. E però non era che sti medici e queste medicine funzionassero un granché, per cui singolarmente o come collettività ci si rivolgeva alla protezione dei santi contro le malattie e abbiamo visto insieme questo Telero di Gentile Bellini, il fratello maggiore di Giovanni, che mostra una processione in piazza San Marco. Però, in questa pochezza della medicina, Venezia è straordinaria ed è ancora ricordata nel mondo, perché, abbiamo detto insieme, ha inventato la prevenzione sanitaria. Una legislazione imponente la regolava, che è stata raccolta in 5 registri nel Settecento da Giovanni Antonio Boncio. Sono conservate questi registri all'Archivio di Stato di Venezia. Le leggi di sanità della Repubblica di Venezia. E queste leggi di sanità, abbiamo detto, avevano lo scopo di difendere la salute pubblica e non era facile a Venezia, a partire dalla laguna dove i nostri antenati terrorizzati dai Longobardi si erano rifugiati a salvare la pelle. La laguna è un ambiente di per sé per le malattie che può riservare molti pericoli. La laguna è uno specchio d'acqua in cui si mescolano le acque del mare, le acque salate del mare e le acque dolci dei fiumi. Ma i nostri antenati vedevano il mare e le maree che pulivano la città come un amico, mentre i fiumi che tendevano con i loro detriti a impaludarla erano visti come terribili nemici. E abbiamo detto che i veneziani, in secoli di lavoro titanico, hanno fatto la diversione fluviale, li hanno spostati. L'altro grande problema in Venezia, dove non ci sono sorgenti, era bere acqua sana, perché il collegamento acqua sana, città sana era ben chiaro nelle loro menti. Ed ecco l'invenzione dei pozzi, che sono in realtà cisterne per l'acqua piovana, ma bisognava verificare che i pozzi fossero puliti e ci pensava il magistrato alla sanità.